lungo, soprattutto l'ultima mano, quando si arriva alla decima e si è sicuri di non dover più guardare il tempo, perché poi il limite anche per queste gare è di rimanere intorno alle 2 ore. Ecco, siamo alla quarta mano e parità in questo momento, quindi la partita è molto combattuta, credo che si giocherà proprio con l'ultimo stone dell'ultima mano. Io me lo auguro, così ci vedremo un incontro direi entusiasmante, perché tiene la possibilità di usare, di tirare l'ultimo stone di questa mano, che è lo stone più importante. Spesso si gioca tutto in funzione di questo ultimo stone della mano, perché è spesso determinante per cambiare anche le carte in tavola in un gioco. Quindi direi che in questo momento la mano è a favore degli statunitensi. Vediamo un po', ed è proprio così, un punto per le americane, quindi si portano sulla 4-3 dopo la quinta mano. Siamo della mano prossima, quindi praticamente per invalidare la mano e quindi avere ancora il diritto di chiudere la prossima con l'ultimo stone. Sì. Bisogna vedere adesso che cosa deciderà lei, perché solo lei capisce le debolezze e le forze dell'avversario e ha deciso di uscire, ha deciso di uscire, tenere la mano nulla per passare alla prossima mano sempre con l'ultimo stone. Questo ovviamente è un gioco voluto, come abbiamo spiegato, non è un errore da parte della inquadrata Elisabeth Gustafsson, che mantiene il punteggio sempre sul 4-3 per... E quindi però fa sempre fede quello che lo skip dà ordine, e quindi iniziano a fare effetto sweeping dal momento che, come vedete, lo skip urla, grida, poi a stoppare i giocatori. Qui siamo con Allison Darrow, che era l'ultima di cui non avevamo detto il paese di provenienza, è Brampton, Ontario. Abbiamo 3 davanti, dentro, quindi si vede che vogliono proprio fare punti. Così dalla smorfia che dice... non sembra contenta, Marco? No, sembra che l'abbia tirata troppo forte. Infatti non intervengono le compagni di squadra. No. Ci ripensano, però la lasciano andare. No, era forse quello che voleva, un po' più cortina, però no, lei che picchia con la scopa perché vuole andare lì. Bisogna vedere se darà la forza giusta. Dici che va in bocciata Luis Marmot oppure... così io sopra l'avversario che vada in bocciata, vado a liberare, ne libera 2 e viaggia. Eccola là. Lei ne ha liberata soltanto una, però. No, ma lei voleva liberarne 2, tirarne fuori 2 e una è rimasta dentro, e tu giochi, magari vinci quell'unica partita che può aiutare il Canada ad andare in finale. Ecco, ti senti già un divo, ti chiamano per strada, per me è stato un momento magico, io non mai mi aspettavo che il Kennedy fosse importante in Canada. Ma come vi prendevano i canadesi, che probabilmente era la prima volta che si trovavano poi avversari italiani? Non dico una cosa tanto strana, però insomma probabilmente anche loro sono rimasti piacevolmente sorpresi, forse per questo avevano anche tanto interesse. Erano super sorpresi e entusiasti, perché loro vedere questa Italia che si presenta la prima volta a Juniores, per loro è una piacevole sorpresa, perché devi sapere che in Canada ci sono moltissimi italiani, quindi noi eravamo pieni di tifosi italiani che venivano allo stadio con le bandiere italiane. Noi forse eravamo a parte i canadesi, da allenamenti con campioni svizzeri che ci hanno allenato, insomma, non è... Hai sentito un po' che urlo, Marco? Sì. Qui davvero si giocano... si giocano questa mano. Questo era il tiro che lei voleva. E si chiude la mano con il punto, quindi ha scelto di fare il punto la svedese per andare sul 4 pari. A questo punto la situazione è tornata nuovamente in equilibrio, avevano fatto un punto gli americani. Leggero effetto in, vedete come la pietra gira in senso orario e ce l'ha fatta, ed è proprio quello che indicava la grafica. Ottimo gioco da parte della numero 3 svedese. Fare il gioco.
qui siamo ancora con Katarina Nyberg, la numero 3, è il suo ultimo stone. Ricordiamo 2 a testa per ogni concorrente, per ciascuno dei 4 giocatori di ogni squadra. In tutto, in ogni mano si giocano 16 stone. Ed era lì proprio che lo voleva Elisabeth. Ed è chiaro che qui si vedrà l'ultimo stone che ha a disposizione la statunitense. E seguiamo il percorso dello stone. Guardate un po' nel riquadro in alto a sinistra quanto urla Elisabeth Gustafsson. Ecco, quindi a questo punto avrebbe voluto forse coprirsi un po' di più, stare un po' più sulla destra. Non sono convinto, deve distrarre anche, cioè, quindi non gli ha creato una situazione facile, quindi dal ghiaccio che dà la sensazione che chieda il punto dentro il punto pieno, che nelle ultime mani di un mondiale deve avere una freddezza per realizzarlo. Infatti la Gustafsson è molto soddisfatta, molto tranquilla, si vede. Ha fatto il suo dovere. Ma vediamo se la fa questa. Qui d'altronde davvero bisogna essere bravissimi, bisogna andare di misura. C'è anche l'emozione che gioca un ruolo determinante. E qui sono determinanti anche le compagne di squadra che operano con lo sweeping. Tutti urlano, il pubblico urla incita, senti. E sembra corta. È corta, è sbagliata, è corta. Hai visto? Mamma mia. Mamma mia. E qui davvero sono tanti punti a casa per le svedesi. Qui sembra essere compromessa la gara, sembra quasi di imbarazzo Patti Lenk, guardate com'è contrariata. Ecco, si sbaglia, anche le campionesse sbagliano, questo è un grave errore. Se sono 3 o 4 punti, perché c'era lo stone, l'ultimo stone che era proprio a cavallo del penultimo cerchio, come d'altronde lo stone, no, sono ben 4 stone, e qua davvero si fa dura. Devono andare all'incoraggiamento, io credo, del pubblico, questo applaudire, e lei ha dato l'ordine serio e poi si è messa a ridere, come dire, se proprio ci tenete. Ecco, sì. Praticamente ormai davvero non c'è più speranza. Ma sai, fino all'ultimo stone potrebbe esserci, che un po' dura, perché, ma ormai ne mancano, perché gli ultimi 2 stone le tira la Gustafsson, le tira una qualsiasi, e quindi giusto accanto a Elisabeth Gustafsson. Elisabeth Gustafsson che ha 34 anni ed è di Umea, proprio la città del suo circolo, del suo club, dell'Umea Curling Club, che rappresenta la Svezia. Hai sentito un po' che urlo? È perché lo stone partita, eccolo, ha vinto il mondiale. E qui è finita, esplode la gioia di Elisabeth Gustafsson, sventano le bandiere dei tifosi, dei supporter, degli amici della grandissima Elisabeth Gustafsson. Stringe la mano a tutte quante le compagne di squadra, le avversarie. Questo è il fair play del curling, quindi vittoria per i mondiali in questa finale femminile della Svezia, ed è il 4º titolo personale per Elisabeth Gustafsson, che si concede questo abbraccio con tutte le compagne di squadra. Qui saranno contenti i fotografi, li vediamo già in azione, e qui fanno altrettanto le americane, che sono comunque contenti. E qui è il 4 che segna soprattutto di Elisabeth Gustafsson. Ricordiamo la classifica a questo punto finale del campionato del mondo femminile. La classifica vede ovviamente al primo posto, e qui scattano